Ministro dell'Interno a Mestre per un vertice del PD, riflettori puntati sul terrorismo dopo l'innalzamento delle misure di sicurezza per Natale. Serve un patto strategico tra governo e sindaci. Le lacrime, il dolore, l'applauso all'uscita della bara di palloncini lasciati volare in cielo. Oggi Chioggia si è fermata per l'addio a Chiara Pavanello, la 14enne travolta e uccisa sulla Romea. Nel tradizionale incontro per gli auguri natalizi, l'appello del Patriarca sul turismo di massa a Venezia: non si può desiderare il massimo del reddito e nello stesso tempo pretendere una vita serena. Alla luce dell'imminente fallimento dell'area ex Umberto I a Mestre, il sindaco interviene sulla questione per mettere i puntini sulle i, soprattutto nei confronti di chi ritiene responsabile il comune. Vigili del fuoco al lavoro a Murano per una fuga di gas causata dalla rottura di una tubazione durante dei lavori, evacuate diverse famiglie. Chioggia ritrova l'unità contro il progetto della Soco Gas, non temiamo le minacce, dice il comitato No GPL, che stamane ha ribadito la contrarietà all'entrata in funzione dell'impianto. Auguri di Natale dai militanti di Venezia.com, che tracciano un bilancio tragicomico dell'anno trascorso ed esprimono il loro desiderio proibito per il 2018, smontare il ponte di Calatrava e venderne all'asta i pezzi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano il commosso addio oggi a Chioggia alla 14enne Chiara Pavanello, morta sabato scorso travolta da un'auto sulla Romea mentre si trovava in sella alla bicicletta con un'amica. Chiesa gremita, quella di Borgo San Giovanni, oggi pomeriggio alle 15 per la messa alla quale ha partecipato anche il vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo. Presenti oltre ai cittadini e ai familiari anche molte classi delle scuole della città, compagni ancora scioccati dal dramma. All'uscita della bara sono stati liberati dei palloncini in cielo con il messaggio "Chiara, va in pace" ed un lungo applauso ha accompagnato il feretro in strada. Intensi i momenti della cerimonia nei quali le amiche di Chiara hanno ricordato con alcune lettere la sfortunata 14enne e la sua voglia di vivere. Ed ora parliamo degli auguri di Natale del Patriarca nel tradizionale appuntamento appunto per gli auguri natalizi. Il Patriarca ha parlato del futuro di Venezia facendo riferimenti ai rischi del turismo di massa. Sentiamo. L'augurio di Natale è quello di riscoprire l'incontro con Dio, perché il vero incontro con Dio è sempre anche un incontro con la nostra umanità e quindi ci porta anche a quella sorta di esame di coscienza che è bene per noi, anche per le persone che condividono la vita con noi. Un augurio natalizio che il Patriarca Francesco Moraglia vuole rivolgere anche a chi non è cristiano. Il capo della Chiesa veneziana invita a riscoprire la centralità delle relazioni umane, preferendole ai facili profitti in una città dove lo sfruttamento intensivo dell'economia turistica ha cambiato non sempre in meglio il modo di vivere degli abitanti. Venezia non può non aprirsi al mondo nell'accoglienza del turismo. Però ci si chiede se l'accoglienza del flusso turistico potrebbe avvenire in altri modi, questo sì, proprio per una crescita direi anche della città, che non deve essere solo distributrice di servizi, perdendo la sua cittadinanza, ecco, perdendo l'animus della società stessa. Non si può, ammonisce il Patriarca, coniugare il reddito esasperato con la convivenza umana cordiale e attenta ai tempi dell'incontro e del dialogo. Qui bisogna fare delle scelte, non si può desiderare il massimo del reddito e nello stesso tempo una umanità serena, tranquilla, conviviale. Sarà probabilmente Stefano Ancillotto, il pubblico ministero dei procedimenti sul Mose, a prendere il posto di procuratore aggiunto a Venezia, lasciato libero da Carlo Nordio, che è andato in pensione. La commissione per gli incarichi direttivi del CSM ha proposto la sua nomina a maggioranza con 5 voti a favore. Un solo voto è andato invece al PM Roberto Terzo, che come Ancillotto è attualmente sostituto procuratore a Venezia.
Ed è stato trovato un accordo tra il Consorzio Venezia Nuova, che gestisce le opere del Mose, e Mantovani SPA per mantenere l'operatività di quest'ultima. Il tutto avviene dopo la stretta sui lavori di realizzazione delle barriere mobili per la salvaguardia di Venezia, avvenuta per lo scandalo delle tangenti che ha visto coinvolto l'allora amministratore della Mantovani, Pier Giorgio Baita. L'operazione, spinta dai sindacati, è avvenuta dopo la messa in mobilità di 172 lavoratori di Mantovani, perché l'azienda era meno coinvolta nella realizzazione dell'opera. L'accordo prevede che il Consorzio Venezia Nuova, oggi commissariato, dia lavoro per 35 milioni di euro alla Mantovani per il 2018 e che provveda al pagamento il prima possibile di stipendi e tredicesime riferibili ai mesi novembre-dicembre 2017. Sul fronte della gestione dei lavoratori messi in mobilità, il problema verrà affrontato tra le organizzazioni sindacali, l'azienda ed eventualmente anche la Regione del Veneto. Ed ora torniamo a parlare del vicino fallimento dell'ex Umberto I a Mestre, perché il sindaco Luigi Brugnaro specifica a chi lo accusa che si tratta di privati, non di azioni comunali. Sentiamo. Alla luce dell'imminente fallimento dell'area ex Umberto I a Mestre, il sindaco di Venezia interviene sulla questione per mettere i puntini sulle i, soprattutto nei confronti di chi ritiene responsabile l'amministrazione comunale. È una proprietà privata, lì è stata comprata pagando molti soldi, 50 milioni di euro, io ho fatto di tutto perché dei privati e le cordate riuscissero a comprare. Eravamo vicini, sono state fatte 2 offerte, non so come siano finite, per dire la verità, adesso però so che non sono andate bene, e se devono fallire falliscono in fretta, se devono fallire dico, e poi speriamo che qualcuno arrivi a comprare, certamente non sarà il comune. Non pensate che facciamo le soluzioni con i soldi pubblici, non esiste. Niente soldi dal comune dunque, questo però non significa che l'amministrazione non si attiverà per tentare di intervenire lì dove da 9 anni ormai la situazione è al limite. L'obiettivo è cercare questa volta con criterio investitori privati seri. Dobbiamo continuare a chiedere a privati solidi e anche alle banche, forse il fallimento aiuta, probabilmente nei bilanci delle banche non potevano svalutare perché era aperto le cose, il fallimento forse aiuterà. Dispiace appunto per investire, un'operazione nata pessima, perché quando è stato chiuso un ospedale forse bisognava già avere un'idea, un piano B, ma io ho ereditato questo e con questo faccio i conti, come comune interverremo di più, abbiamo già usato una parte a parcheggio, vuol dire che consolideremo un po' meglio tutta la zona affinché non ci sia un investitore privato. Ma non tutto è fermo. Nel frattempo a Gaza i lavori sono ripartiti, la stazione si sta realizzando, c'è la stazione della Gaza subito dietro, per cui avremo due stazioni nuove, tutta una serie di stazioni nuove in giro, la città sta ripartendo e i cittadini lo vedranno, a me interessa che vedano loro. La cronaca, i vigili del fuoco sono intervenuti in Riva Longa sull'isola di Murano per una fuga di gas dovuta alla rottura di una tubazione da parte di una ditta che stava effettuando dei lavori nei pressi di alcune abitazioni. 2 autopompe hanno salvaguardato la sicurezza durante le operazioni di riparazione del tubo. Per motivi di sicurezza le abitazioni limitrofe dove si incanalava il gas sono state evacuate. A fine riparazione si è provveduto alla reazione degli alloggi fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore e mezza. A distanza di un anno i conti non tornano. Sulla riorganizzazione del sistema sanitario veneto è ancora polemica, solo costi e nessuna risposta, sostiene il consigliere regionale del Partito Democratico Sinigaglia. Gli risponde a stretto giro il governatore Zaia, che ribatte nessuno spreco. Sentiamo. La riorganizzazione della sanità veneta è ancora al centro delle polemiche. A dare fuoco alle polveri la discussione sul collegato alla legge di bilancio che a Palazzo Ferrofini ha dato la stura all'ennesimo attacco dell'opposizione. Abbiamo affrontato un costo ulteriore che è quello della liquidazione a seguito della chiusura delle ULS di 12 milioni, quindi ci aspettavamo di avere subito dei soldi in più da investire in servizi, invece per il momento siamo costretti appunto a tirare fuori soldi. Per il PD a distanza di un anno i conti non tornano e sono i 12 milioni stanziati per il triennio 2018-2020 all'azienda zero per la fase liquidatoria relativa all'accorpamento delle ULS a fare alzare i toni del dibattito. Sono tanti soldi, commenta il capogruppo Stefano Fracasso, che sostiene come non sia stata spiegata, se non in modo sommario, la ragione di uno stanziamento così rilevante.
Siamo preoccupati perché bisogna riorganizzare questa macchina, siamo preoccupati perché non vengono fatti investimenti nel territorio, strutture intermedie, ospedali di comunità, hospice, servizi appunto che servono alla cronicità, siamo preoccupati perché continuano ad esserci delle liste d'attesa molto rilevanti. Quanto era stato presentato come un risparmio a conti fatti si sta rivelando solo un costo, con l'aggravante, sostengono i Dem, di aver ridotto i servizi per i cittadini. Polemiche pretestuose secondo il presidente della regione Luca Zaia, che a stretto giro mette a tacere il consigliere Sinigaglia e qualsivoglia illazione su presunti sprechi. Sprechi assolutamente no, e anzi se qualcuno vede sprechi deve andare in procura a denunciarli, non a dirlo ai giornali. Dall'altro penso che anche il consigliere Sinigaglia quando sta male si cura in Veneto. Ed ora la sicurezza, perché il ministro Minniti, il ministro dell'Interno, oggi era a Mestre per un vertice del Partito Democratico, riflettori appunto puntati sul terrorismo dopo l'innalzamento delle misure di sicurezza per il Natale. Sentiamo. Se poi guardiamo gli ultimi 5 mesi, gli arrivi nel nostro paese sono diminuiti di circa il 70%. Di circa il 70%. Tutto questo consente di poter dire con grande chiarezza che i fenomeni migratori possono essere affrontati e governati. Tutto questo ci consente anche di affrontare meglio il tema dell'accoglienza, il tema dell'integrazione. Dati alla mano, il ministro Minniti oggi a Mestre, insieme ai vertici del PD locale, ha evidenziato come il fenomeno migratorio negli ultimi mesi sia diminuito e come sia fondamentale separare i termini emergenza e immigrazione. Inevitabile poi fare il punto sulla sicurezza nel territorio, dove è fondamentale la collaborazione tra i sindaci, che conoscono le peculiarità, e il governo, che grazie a loro può mettere in campo azioni mirate. Come si fa a garantire la sicurezza di un luogo? Noi possiamo avere la stessa politica di sicurezza da Venezia fino a Palermo? Possiamo pensare che io applico le stesse misure a Reggio Calabria come a Dolo? Assolutamente no. Noi dobbiamo pensare cioè ad un'idea in cui c'è una visione di carattere nazionale del modello di sicurezza. Questo spetta al Ministero dell'Interno, spetta al Ministro dell'Interno. Il Ministro dell'Interno è tecnicamente per legge riconosciuto come autorità nazionale di pubblica sicurezza. E tuttavia poi io devo applicare concretamente la sicurezza sul territorio. Faccio un esempio: se voglio applicare la sicurezza del territorio a Venezia, che è Laguna, devo pensarci a una cosa specificatamente orientata verso quella realtà. Il decreto che poi è passato come decreto Minniti, ma non vorrei che si chiamasse decreto Minniti, vorrei che si chiamasse decreto sulla sicurezza urbana, e cioè l'idea che per garantire la sicurezza di un territorio c'è bisogno di un'alleanza strategica tra lo Stato nazionale e i sindaci sul territorio. Queste dunque le parole poco fa a Mestre del ministro dell'Interno Minniti. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, tra poco. Rieccoci in diretta con il TG di Venezia. Andiamo ora a Chioggia, dove la cittadina si compatta contro il progetto del Socogas. Sentiamo. Potrebbe entrare in funzione già nel 2018 l'impianto di GPL in Val d'Ario a Chioggia, se i lavori di messa a punto dello stabilimento, ma soprattutto i ricorsi al TAR, daranno l'esito sperato. Socogas e Costa Energia difendono a spada tratta il progetto, oggetto di stop e ripartenze, che hanno dilatato i tempi di consegna dei lavori. Un impianto serio e strategico per il territorio, sostengono i principali attori, contro cui è scesa in campo un'intera città. Dalle categorie economiche della pesca, del turismo, della nautica da diporto, al commercio e all'artigianato, assieme alle imprese che operano nel porto commerciale, le associazioni filantropiche con i medici di base. E la città nella sua interezza, in tutte le sue forme strutturali, insomma, la politica si è espressa in più occasioni, il Consiglio Comunale, all'unanimità, cioè non esiste necessità, a parte qualcuno coinvolto nell'operazione, in questa operazione, perché è un interesse diretto ovviamente, ecco, ma la città nel suo insieme è fortemente contraria. Questo impianto non lo può.
Così oggi il portavoce del comitato No GPL Chioggia ha incontrato la stampa e risposto alle accuse di avere messo in atto una campagna di terrorismo mediatico lanciate dal legale del gruppo che sta realizzando l'impianto che eliminerebbe almeno un'ottantina di treni, migliorando i livelli di sicurezza dei trasporti. Chi ci accusa di irregolarità sarà chiamato a risponderne nelle sedi opportune, ha avvisato qualche settimana fa l'avvocato del gruppo Massimo Rutigliano, cui oggi Roberto Rossi ha replicato: non ci fate paura. Noi abbiamo rilevato tutta una serie di criticità importantissime che sono oggi come oggi oggetto di valutazione da parte della Procura della Repubblica e della Procura della Corte dei Conti. La magistratura sta facendo il suo lavoro e sulla vicenda non si sbottona, anche se dallo scorso novembre, come atto dovuto, avrebbe iscritto nel registro degli indagati il patron di Socogas, Renzo Zucchi. Sul fronte amministrativo le sentenze del TAR sono invece attese per il prossimo 10 maggio. Ed ora la pagina dedicata al Natale con gli auguri da parte degli amici di Venezia.com. Venezia.com augura tanti auguri di buone feste a tutti i veneziani che sono rimasti, perché siamo sempre di meno, però cerchiamo di resistere. Sono meno di 54.000 i destinatari dell'augurio natalizio della storica associazione Venezia.com, impegnata da anni in una vana battaglia per fermare l'emorragia di residenti nella Venezia insulare. Nel 2017 sono calati di oltre 1.000 unità e le risposte degli amministratori, accusa Matteo Secchi, sono sempre le stesse. Diciamo che lo spirito cacciariano aleggia ancora in città, anche se i governanti adesso sono altri. Cacciariano, sostiene Secchi, come il contestatissimo cambio di nome dell'M9, il museo mestrino che su internet è diventato veneziano, scatenando le ire dei residenti da entrambi i lati del ponte. Noi serviamo solo come nome, e il resto di noi a pochi importa, soprattutto ai piani alti, però il nostro nome serve sempre. Dovremmo farci pagare, ma non l'amministrazione, noi veneziani, farci pagare per l'uso del nome Venezia. Il desiderio per il 2018 riguarda quello che per molti veneziani è il simbolo per eccellenza dei fallimenti dell'ultimo decennio, il famigerato Ponte di Calatrava, in questi giorni nuovamente trasformato in pista da sci dalle temperature sotto zero. Quel ponte va assolutamente demolito e venduto a pezzi su eBay per recuperare la somma che è stata spesa. Ed ora la rubrica dedicata ai vostri presepi. Questa sera vediamo quello realizzato da Vittorio Minello di Favaro Veneto. Ed è tutto, in chiusura le previsioni del tempo per domani. A tutti una buona serata, arrivederci. Sarà una bella giornata all'insegna del tempo ancora stabile e per lo più soleggiato sulle nostre regioni grazie alla presenza dell'anticiclone. Vediamo il dettaglio del 22 dicembre. Sul Veneto foschie, nebbie e nubi basse al mattino sulle pianure centro-meridionali, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Sul resto della regione ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, minime tra -2 e 0 gradi. Spostiamoci ora a vedere come sarà il tempo sul Friuli Venezia Giulia.
Poche novità rispetto ai giorni scorsi, sarà un'altra bella giornata all'insegna del tempo stabile e anche ampiamente soleggiato su tutta la regione, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, come ci mostra la nostra grafica. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 10 gradi, valori minimi tra -1 e 1 grado. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. La presenza dell'alta pressione garantisce anche sulla nostra regione una giornata all'insegna di un tempo stabile e soleggiato. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, ma con locali addensamenti e deboli nevicate sui settori alpini di confine. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 9 gradi, minime tra -5 e -1 grado. Il mare sarà calmo sulle coste e poco mosso al largo, i venti deboli da nord-ovest sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci!